non voglio essere usato soltanto in funzione, così, usiamolo come battuta anti-Berlusconi. No, sono stato in silenzio ad ascoltare, ma abbiamo parlato di più cose, su cui, se permette, come Presidente di un partito, intento intervenire. La prima questione su cui avete parlato è della situazione dei rifiuti e di come vengono trattati i rifiuti al sud. Io vorrei soltanto far presente che domenica scorsa ho passato tutta domenica in un luogo protetto a registrare un'audizione del pentito Carmine Schiavone. Ne ho fatto una videoregistrazione che sto consegnando ai magistrati e il leitmotiv che dice questo signore... Spieghiamo che Carmine Schiavone è il pentito dalla quale è partita tutta la grande inchiesta su Terra dei Fuochi, rifiuti tossici. Sono abituato a spiegare per far capire a chi mi ascolta. Ma sta polemico stamattina? Sì, sono polemico, perché questo immaginare Di Pietro adesso attacca Berlusconi. Io ho un programma politico come Italia dei Valori che intendo portare avanti e su questa questione, anche come meridionale, non mi sta bene. Al sud sono tutti dei sporcaccioni, al nord sono tutti belli puliti e ordinati. Allora io invito a andare a rivedere cosa ha dichiarato quel pentito di Camorra, anzi di mafia, perché lui si offende se dice di Camorra, che è un imprenditore legato alla Cosa Nostra che si era strutturato in territorio campano e che aveva ricevuto l'incarico di riempire la terza corsia e tanti altri buchi di materiali tossici anche nucleari. Ebbene, la cosa più simpatica, tra virgolette, drammatica, è che per riempirli faceva una gara dal nord a portarli al sud. Faceva una gara dall'estero a portarli in Italia. Dalla Germania. Faceva una gara. Primo. Secondo, io ho fatto un'inchiesta che si chiama Mani Pulite. Nell'inchiesta Mani Pulite, ancora adesso, io quando vado in giro, sento i tedeschi, sento i belgi, il Lussemburgo, l'Irlanda, venirci a dire, la Svizzera, venirci a dire, Bahamas, voi in Italia pagate le mazzette. Io, in ogni inchiesta che ho fatto, quando questi signori sono venuti in Italia, sono stati più italiani degli italiani a pagare mazzette. Anzi, ne davano pure qualcosa di più. Ecco. Allora, che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che dove dobbiamo intervenire è in un sistema più globale, in modo che evitiamo che i furbi mangiano, distruggano la disperazione. Perché lì c'è due cose. Una cosa che ha detto lui, Crosetti, io devo ancora capire un giorno, quando andremo in pensione tutti e due, perché siamo in fronti opposti, tanto per capirci. Siete d'accordo su tutto? Ma pure Crosetto non gli è chiarissimo, perché si è trovato su quel fronte lì. Ma cara, adesso ci sta ragionando. Lo sai che state parlando? Io sono tranquillo e sereno. Ma sto dicendo, io devo ancora capire perché siamo in fronte opposti. Allora, stabilito questo, io dico che la verità è che c'è da una parte una classe politica che non fa il proprio dovere. Dall'altra parte, però, ci sono una serie di furbi e furbastri che fanno fuori casa tutte le monnezze, le sporcizie che poi dentro casa fanno vedere che sono limpidi e puliti. Io faccio solo un esempio. Grandi Stati Uniti, grandi Inghilterra, Francia, eccetera. Mi spiegate perché non fate una convenzione internazionale che prevedete un embargo economico, finanziario e istituzionale con quei paesi a società offshore, a legislazione offshore, che esistono a fare? La legislazione delle Bahamas. Esiste un paese che si chiama Liechtenstein, che ha una capitale che si chiama Vaduz, dove ci sono 905 residenti e 1050 banche. Quello è che cos'è? È un posto per andare a fare fuori casa tutte le monnezze che puoi fare in casa. E poi ti trovi che la Romana Armellini, come si chiama qui, 1350 case, che abita a Monaco e che quindi non paga le tasse. Allora questa furbata noi la possiamo risolvere, la dobbiamo risolvere intervenendo sia a livello nazionale che internazionale. Siccome non voglio scappare dalla sua domanda che lei ha fatto, però io devo andare in pubblicità perché lei giustamente ha voluto fare la sua, il suo ragionamento. Io invito a sentire, io l'ho registrato, ho chiesto l'autorizzazione al giudice di poter rendere noto ciò che mi ha detto a me, io l'ho interrogato come se fosse stato PM, cioè per 3 ore e mezzo. Interessante, Di Pietro, cioè lei ha interrogato... Io sono andato
in questo posto dove c'è questo soggetto protetto. Quindi in un carcere di mi sono messo con il mio computer davanti e l'ho interrogato per 4 ore e mezza. C'era anche l'avvocato? E l'ho verbalizzato. Eravate voi due da soli? C'era una telecamera, certo. Ma lei come ha fatto a fare questa cosa? In qualità cosa? di cosa? In qualità di ex deputato? No, in qualità di cittadino, in relazione al fatto che questo signore ha detto... Ma quale non esiste la qualità, quello può parlare con me perché me la sta in casa, non è in un luogo protetto. No, ma è libero. Ha accettato di incontrarla lui. E mi sono fatto raccontare, e ho detto, tu mi devi raccontare nel territorio che a me interessa, che ci hai messo lì sotto? Con chi l'hai fatto e dove l'hai preso? E a chi consegnerà questa registrazione adesso? L'ha già mandata, l'ha già detto che Però la vuole i rendere magistrati. pubblica, se ho capito bene. Ne potremmo anche usare noi, per esempio, uno stralcio se lei la rende pubblica. Sì. Certo, questo che volevo capire. Ok, andiamo in pubblico. Non vorrei insistere però, non vorrei insistere però. Ci sono delle persone che hanno i voti ma sono incandidabili. Se tu prendi Totò Riina avrà tanti voti spintaneamente, ma non può candidarsi perché è pregiudicato. Se noi abbiamo dei pregiudicati che vengono buttati fuori dal Senato perché sono indegni di stare in Senato e come primo atto eliminano il Senato, mi pare che non siamo più una democrazia, siamo una realtà da giungla, siamo una realtà in cui colui che è stato buttato fuori dal Senato scioglie addirittura il Senato, fa il padre costituente che elimina il Senato. Ora io, nel metodo, voglio dire, io considero quello che ha fatto Renzi un accordo necessitato, perché quello è, come dice, quello è il leader stato. Una cosa è un accordo necessitato e una cosa è slinguazzarsi in bocca. Sono due cose completamente diverse. Questa idea, cioè, profonda sintonia, con lui vado così d'accordo, ma come mi trovo bene. Ha visto, lei ha trasmesso prima Berlusconi, che mica lo chiamava l'onorevole Renzi, il dottor Renzi, Matteo, Luigi, Giovanni, Nico, Francesco, ma siamo in una camera da letto, mi sembra il bunga bunga della politica questa. Abbiate pazienza. Questa è una bella battuta, il bunga Ecco bunga. perché io sono fortemente amareggiato per come sta scadendo in un mercato di periferia quel che è una cosa molto delicata che io rispetto, non potevano fare diversamente, è un discorso. Quando al merito di quel che è stato approvato, abbiate pazienza, io sto parlando a un partito, l'Italia dei Valori, io mi candido alle europee. Voglio farvi notare un attimo una cosa, che Di Pietro, se li chiedo Berlusconi, mi dice che non ho capito lui il suo ruolo, il presidente. Poi da solo è partito sul bunga bunga della politica. È perché le voglio bene, volevo ridarle la parola, volevo ridarle il cempino in mano. Ok, meno male. Detto questo, mi perdoni, nel merito, per l'amore di Dio, io faccio parte dell'Italia dei Valori dove mi gioco tutta la mia partita, ma la gioco tutta le prossime europee, perché grazie a Dio lì si va a livello di proporzionale puro. Quando voti prendi ci vai e devi prendere almeno il 4%. Per me, so bene che è più facile che avvenga un'eclissi solare che io prenda il 4%, ma c'è un solo modo per non prendere il 4%, non provarci. Quindi io mi candido come capolista, ci metto la mia faccia e preferisco morire in piedi piuttosto che accedere a questo. Detto questo però, per la legge elettorale nazionale hanno fatto quell'accordo. Io gioco che le regole che qui fanno. Una cosa deve essere certa però, che non possiamo più avere nominati. E allora ha detto Renzi che non vuole fare le preferenze, che io preferisco, perché le preferenze fa vedere chi ci... Facciamo uninominale, dice lei. No. Vuole fare, lui ha detto che per il partito, a chi gli ha fatto questa contestazione ha risposto in modo molto nobile. Facciamo le primarie. E le primarie oggi lo fai e domani non lo fai. In Piemonte lo fai o non lo fai se ci sta Chiamparino e così via. Allora stabiliamo con la stessa legge elettorale le primarie obbligatorie, ma poi alle primarie chi stabilisce che chi può partecipare? Io, alle ultime... Come che si è fatto? Me lo ricordo. Oh, bravo. Lo disse qua, lo sai che lui voleva votare? Io volevo. L'hanno cacciato. Io avevo preso atto che bisogna superare la frammentazione politica, che bisogna andare in un'organizzazione e portare la tua idea. Me lo ricordo volevo andare alle primarie. No, tu non puoi venire alle primarie. Perché? Perché se vado io, lei si mette nel mio Molise. Mi candido io nel centro-sinistra. È facile che alle primarie le vinco io e che quindi poi mi deve candidare a me alla prossima elezione. Se mi candido io alle primarie di questo nuovo centro-sinistra renziana maniera, lei pensa, tu pensi, loro pensano che mi fanno candidare? No. E non mi fanno candidare, perché sennò vengo pure eletto. E se vengo eletto io, che cazzo? Va bene,
Peraltro la legge elettorale... Ma non dove ci credi hai- manco tu a Ma quello che scu- dici, no, dai, ma non no, è- Antonio, ma Ma tu sei essere troppo sveglio, ma tu sei sei essere troppo serio, sveglio, ma tu. lascia stare, scusa, Ma tu sei ma una- se tu hai uno che come Grillo, che i voti li berna, con chi deve fare Renzi vuol fare la maggioranza? Ha fatto Con però- la forza politica io che ti ho c'è detto, sul piano... è un accordo necessitato. ma non esageriamo. Altra cosa è lingua in bocca e male al culo. Ma lingua in bocca non mi va con questa lingua in bocca, no, no, no. Ragazzi, sono le- Ma come non parla? Non ce n'era Hanno bisogno. si sono fatte una sbaciucchiata dalla Madonna. Si sono fatte. Ma dove? Ma dove? Ma come però no? se Hanno detto- rimaniamo- ma l'ha visto che dichiarazioni si sono fatte l'uno nei confronti? Torno a ripetere, è un incontro necessitato, ci vuole una legge elettorale, va tutto d'accordo, ma se lo facevano in un posto istituzionale, alla presidenza della Camera, alla presidenza del Senato, questo volevo dire. allora la commissione, Era più devo pubblico. andarlo a fare, in che modo devo farlo? E poi dopodiché, fatto questo, lasciamo lavorare i tecnici per costruire. Che c'è bisogno di fare tutte queste rappresentazioni di amorosi sensi per dare un'impressione? Oggi come oggi abbiamo un padre costituente, non abbiamo un pregiudicato latente. Questo è il dato di fatto, il messaggio che è passato è che oggi noi abbiamo affidato il compito di rifare il Senato a colui che è stato buttato fuori dal Senato. Qui c'è un limite a tutto, capito? C'è un limite a tutto. E a me, io sono stato il primo che Berlusconi ha chiamato. A me, quando appena è stato nominato, stava ancora da lo ricordiamo. Scalfaro, e mi ha chiamato Berlusconi, mi ha detto vieni qua. Io vado là, come arrivo lì, mi trovo via Cicerone 40, vado a vedere l'etichetta. Previti, che ci azzecca mo. Vuoi fare il ministro? Io il ministro, mica scemo. Ecco, bisogna avere anche un po' di dignità nel mettersi d'accordo sulle cose, capite qual è? Devo scordare una cosa, che a quella volta Questo andò è male giusto. semplicemente perché Berlusconi ne ha pagati qualcuno mio e qualcuno del PD, per tradire Prodi. Adesso Berlusconi paga affinché votano col PD, non contro il PD. Allora, scusatemi,